con il sindaco di Marino di Piave Gian Pietro Cattai, un nuovo piano urbanistico per questo paese, una nuova viabilità per una Mareno che vuole continuare a crescere. L'intervento è un intervento molto ampio che andiamo a interessare un'area che che arriva quasi a 11.000 metri quadrati. Verranno realizzate due nuove rotatorie, una all'estremo ovest rispetto alla piazza e una all'estremo est rispetto alla piazza. Queste hanno la funzione specifica di razionalizzare le vie, infatti un breve tratto di via Pio X verrà eliminata. In quella zona verrà realizzata una bella area verde nella quale verrà riposizionato e verrà data maggiore dignità al capitello della Madonna del Caravaggio, che esiste già ora, ma che ora attualmente di fatto è all'interno di una aiuola spartitraffico sulla strada. Queste due rotonde permetteranno appunto di rallentare in maniera significativa la velocità dei mezzi sulla strada. Ricordiamo purtroppo che negli anni scorsi sono avvenuti degli incidenti molto importanti proprio perché la velocità sulla strada era troppo elevata, e quindi con la realizzazione di queste due rotonde si punta sostanzialmente a bloccare la velocità, a rallentare la velocità. La qualità poi delle finiture sarà tale appunto da permettere a chi viaggia sulla strada, a chi percorre la strada, a percepire il senso del centro, a percepire la necessità di rallentare la velocità, e quindi con questi interventi si va a puntare alla sicurezza sulla velocità della strada. Naturalmente il posizionamento di queste due rotonde permette anche di creare agevolmente delle barriere per l'interruzione del traffico quando ci sono delle manifestazioni in piazza. Possono essere manifestazioni di ogni genere, ma ci riferiamo anche al mercato settimanale del mercoledì. Questo è molto importante, poter agevolmente bloccare il traffico in modo che il mercato settimanale si svolga in estrema sicurezza. La qualità dell'intervento è una qualità molto, molto importante, molto alta. Sono previsti dei materiali di qualità, quindi il centro appunto di Mareno capoluogo cambierà completamente, ed oltre ad essere sicuro sarà anche molto bello, molto piacevole da vivere. Al tempo stesso, oltre che sulla piazza, i lavori interesseranno anche il municipio, con la riqualificazione energetica del municipio, la messa e l'adeguamento sismico del municipio, e saranno due interventi che dialogheranno insieme. Infatti a noi piace vederli in un unico contesto.